in questo bosco, perché nel silenzio sentiremo sussurrare le voci delle preghiere delle 2406 penemozze. Grazie a tutti per la collaborazione. Presenti, attenti! Onori alla bandiera della città di Treviso e al gonfalone della città di Vittorio Veneto, decorati di medaglia d'oro al valor militare, che entrano nello schieramento. Presenti, sposo. Onori ai vessilli delle sezioni di Conegliano, Treviso, Valdobbiadene, Vittorio Veneto e dalla bandiera dell'Aspen che entrano nello schieramento. A volte belle e durature iniziative hanno origine per un caso fortuito. È però necessario che il caso risuoni nella mente, nel cuore e nella volontà di gente sensibile, generosa e decisa. Alcuni alpini di Cison, commentando la caduta di una valanga, esprimono l'aspirazione di erigere un Cristo simile ai tanti che si trovano in Alto Adige per ricordare i cisonesi morti in montagna. Il Cristo è l'idea che piace, condivisa da alcuni, ognuno dice la sua, alcuni suggeriscono, altri criticano e chi in silenzio ascolta e dà forma all'idea. L'idea si trasforma in proposta al locale gruppo alpini di realizzare il Cristo degli alpini. Per la statua si va in Val Gardena da Andrea Messner, che l'ha scolpita da un unico tronco di 1,5 metri. L'immagine di Cristo è contorta, sofferta, quasi reale nell'espressione dolorante del volto teso in una smorfia di tribolazione e di tormento, delle mani che si chiudono per l'immane sforzo. È un'immagine che ricorda il dolore della carne e dell'anima dei nostri alpini colpiti a morte in ogni dove. Dietro a quella croce dolorosa accingiamoci ad accogliere con il deferente saluto al cappello di tutti l'elevarsi al cielo del nostro tricolore. La cerimonia ha inizio con l'alzabandiera. Presenti, attenti!
Dal simbolo del sacrificio di Cristo è discesa la creazione del Bosco delle Penemozze. Il legno della grande croce ha posto nella roccia radici di immenso dolore che sono emerse d'intorno nella veste di piccole piante destinate a portare il nome di una penna nera spezzata in ogni fronte nel corso di questo ultimo secolo. L'artista Simon Benetton realizza le stele, il grande monumento che identifica il memoriale. Doma il metallo e lo forza d'immagine, ove le 3 penne appaiono evidentemente mutilate, ma il disperso lembo superiore viene raggiunto dall'amore degli alpini viventi. La ferita rimane, ma il sacrificio non risulta vano se è fecondo di gratitudine per il dovere compiuto. L'ala che muove dalle 3 penne è indice di un ripristino delle coscienze, di una continuità di ideali, di una rinnovata volontà di operare per il bene comune, nella convinzione che si deve operare per consolidare un'intesa nazionale ed internazionale sincera e costruttiva. Di fronte a questo simbolo rendiamo ora gli onori caduti. Presenti, attenti! Onori ai caduti! Presidente del Comitato Penemozze Marco Piovesan, a nome delle sezioni ANA di Vittorio Veneto, Valdobbiadene, Treviso e Conegliano e dell'Associazione Penemozze. Innanzitutto vorrei ringraziare le autorità che sono qui presenti, che ci onorano e ci fanno sentire parte di una grande famiglia, non solo alpina ma anche territoriale. In primis il viceprefetto vicario, dottor Rocco Berton, il delegato del presidente della regione Veneto, Luca Zaia, il consigliere Alberto Villanova, il sindaco e padrone di casa di Cigione di Valmarino, Cristina da Soler, gli onorevoli e tutti i sindaci che sono qui partecipi, che ne vedo tanti, grazie di essere qui, gli onorevoli Marchetto Aliprandi, l'onorevole Boff e Darè. Sicuramente un nostro saluto e un nostro benvenuto anche al vicepresidente nazionale Carlo Balestra, il rappresentante della sezione nazionale, al tenente colonnello Levorato in rappresentanza del 51esimo stormo, al maggiore Galante, rappresentante del comando regionale dei Carabinieri, al nostro Don Bruno Fasani, già direttore del nostro mensile L'Alpino, che ci onora oggi di essere qui e di condividere questa giornata e donandoci anche la sua locuzione ufficiale. A Don Paolo Magoga,
che ci onora, la ringrazio personalmente di essere qui a celebrare questa Eucaristia assieme a noi, di aver accettato il nostro invito. Un ringraziamento anche alla congiunta momentanea banda di Maser e di Motta di Livenza che, unendosi assieme, sono riusciti a essere presenti oggi per arricchire questo momento solenne che annualmente noi ci ripromettiamo di essere qui a mantenere. Al coro di Vittorio Veneto che ci allieterà e ci accompagnerà durante l'Eucaristia, permettetemi anche due ringraziamenti speciali a Roldano De Biasi, il nostro speaker, e a Francesco Introvine, che veramente in questo periodo ci sta veramente supportando e creando quel senso di unione che tra le 4 sezioni siamo dovute a rispettare. Rispettare 52 anni di memoria. Qui abbiamo il busto di Altarui che ci ricorda quanto quella visionaria idea di creare questo luogo e nel tempo ha mantenuto. Poi presa in mano da oltre 25 anni da Claudio Trampetti, che ringrazio per tutto il lavoro che ha fatto in questo periodo nelle doppie funzioni, del presidente dell'ASPE e anche del comitato, a cui un doveroso applauso sicuramente dovrà essere dato. Abbiamo detto le 4 sezioni rappresentate dai 4 vessilli che onorano assieme alla bandiera dell'Aspen di essere qui presenti a far memoria. Anche a tanti vessilli che vedo qua sotto e tanti gagliardetti, non solo di Treviso ma anche di altri gruppi che arrivano qui ogni anno a commemorare questo momento. Parlavamo di comitato, si parlava di tante cose fatte nel tempo e una promessa che abbiamo fatto tutti assieme a Claudio, di mantenere vivo questo luogo. E noi 4 presidenti abbiamo mantenuto questa promessa concretizzando 2 cose. In primis, che se non lo sapete, dal 1992 questo luogo il comune di Cison lo ha affidato all'ANA, all'Associazione Nazionale Alpini, con un atto formale. E da quel giorno, per altri 90 anni, sarà territorio alpino. E per questi primi anni, dal susseguirsi delle varie attività, hanno portato ad oggi quello che abbiamo così, che possiamo vedere e possiamo vivere. La prematura di partita di Claudio ci ha posto un dovere morale e anche associativo di portare avanti questo luogo tutti assieme come avrebbe voluto lui. Così i 4 presidenti siamo uniti, abbiamo concretizzato e abbiamo consolidato questa cosa anche col nazionale, dandoci delega nel mantenimento di questo luogo. Quindi si è concretizzato il comitato che fa parte delle 4 sezioni trevisane, l'ASPE all'interno come un'associazione all'altra, però che come scopi associativi qui vive, il gruppo di Cison di Valmarino e dal consigliere nazionale delegato per la sezione di Vittorio Veneto. Questo fa sì che abbiamo tutti i membri e tutte le componentistiche che questo luogo possa andare avanti. Io ho preso la presidenza datami dai 4 presidenti, in quanto il presidente del comitato è uno dei 4 presidenti in carica. Per mandato l'ho accettato e assieme porteremo avanti questo progetto. Il mandato dura 3 anni e poi sarà ricambiato. Però è dare una continuità, una cosa concreta, in modo che tutto questo non vada dimenticato, perché noi non dobbiamo dimenticare, e che questo luogo rimanga sempre, perennemente, a memoria di tutti. Quindi un ringraziamento ancora a tutte quante le componentistiche che hanno supportato, ci hanno aiutato a organizzare questa giornata e coloro che lavorano arduamente, perché qua sopra non è facile, a mantenere questo bellissimo luogo, a renderlo sempre bello, accogliente e rispettoso. All'Aspen, che è un'associazione che lavora a fondo
nel portare qui i ragazzi, portare qua le comitive, spiegare. Ha fatto anche un bellissimo lavoro e qui ringrazio Varigno Milan come il suo presidente, perché hanno censito tutte le stele, hanno ricreato il file con tutti i nomi, abbiamo scoperto anche altre cose, quindi prossimamente avremo anche degli aggiornamenti all'interno del nostro luogo. Quindi ancora grazie a tutti quanti di essere qui e sempre viva gli alpini, viva il bosco delle Pedemoze! Buongiorno a tutti, porto il saluto mio e di tutta l'amministrazione comunale di Cision di Valmarino alle autorità civili e militari presenti, ma soprattutto a voi alpini. Benvenuti a Cision di Valmarino, ma soprattutto grazie per essere qui in questa cerimonia tradizionale, ma non per questo meno sentita e meno vissuta. Un grazie agli amici amministratori qui presenti e a tutte le autorità. Io credo di rappresentare anche il loro pensiero quando dico che la presenza numerosa degli amministratori qui è una forma di ringraziamento a voi alpini, perché siete un aiuto prezioso a tutte le nostre amministrazioni. Io lo tocco con mano in tanti periodi dell'anno. I miei gruppi alpini, il gruppo di Tovena, il gruppo di Cison, si occupano della strada dei 100 giorni, del bosco delle Pedemoze, di luoghi importanti per voi alpini, ma per tutti noi. Il presidente Piovesan diceva: abbiamo questo luogo in custodia per 90 anni. Io auguro a Cison e auguro agli alpini che siano i primi 90 anni di tanti 90 anni che si ripetono, dove ci saranno sempre tanti alpini volenterosi a lavorare qui nel bosco, ma anche i non alpini. Con tutti penso che e spero che il lavoro che grazie Varigno Milan e agli alpini che portano settimanalmente le scolaresche qui, che con pazienza raccontano non solo la storia ma anche i valori degli alpini, siano un seme che crescerà e che porterà il Comitato del Bosco ad arricchirsi, magari anche di non alpini che però con gli alpini ne condividono i valori, e a mantenere vivo e vitale questo bosco. Quindi davvero auguri agli alpini, buona festa, viva l'Italia e viva gli alpini! Buongiorno, non vi nascondo l'orgoglio e l'emozione oggi nel portare i saluti del Presidente Zaia, della Regione Veneto e i miei personali a tutti voi presenti, partendo dal Vicepresidente nazionale, passando per il Presidente del Comitato, Piovesan, dell'Associazione, dell'ASPE, delle sezioni trevigiane riunite di Conegliano, Vittorio Veneto, Valdobbiadene e Treviso, tutti gli amici amministratori, le autorità civili, militari e religiose presenti, ma soprattutto i labari e i gagliardetti delle sezioni che vedo qui davanti schierati, e vi posso assicurare che visti da qua veramente riempite il cuore, come tutti gli alpini che vedo qui davanti. Questo è un bosco che per chi abita in questa zona è un bosco il cui silenzio parla del sacrificio di tanti ragazzi, di tante persone che sono andate avanti. Persone che sono andate avanti portando alti dei valori fondamentali, quali il senso del sacrificio, il senso dell'onore, il senso della patria. Dei valori che in un periodo storico come quello di oggi, dove tutto viene messo in discussione, dove i pilastri della nostra società vengono messi in discussione a partire dalla famiglia, dalle istituzioni, alla nostra religione, dove tutto quanto sembra essere relativo, avere la certezza che ci sono delle persone come gli alpini, che sono salde come queste rocce, portano avanti questi valori, è una sicurezza per tutti noi. E vedete, c'è un lavoro, un impegno che secondo me avete voi alpini, perché da quello che leggiamo sui giornali, vediamo nelle televisioni, abbiamo la sensazione che il futuro ci riservi una generazione perduta di ragazzi e ragazzi che non hanno futuro, che non hanno speranza. Io non ci voglio credere.
Io voglio credere che ci siano tanti bravi ragazzi, tante brave ragazze che stanno crescendo in silenzio come questo bosco e aspettano solo di avere dei maestri come voi alpini che possano trasmettere quelli che sono dei valori sacrosanti, dei valori intramontabili per il nostro paese. Questo è il compito degli alpini e questo è il compito di un luogo sacro come questo bosco delle Pene Mozze. Sarebbe qualcosa di impensabile che l'eredità e la leggenda e tutta la storia, la tradizione degli alpini vada sfumando. Il vostro testimone deve essere passato alle nuove generazioni e io sono sicuro che ci saranno tanti ragazzi che prenderanno in mano questo testimone e sono sicuro che voi siete e sarete sempre degli ottimi maestri. Viva gli alpini! Prende la parola il vicepresidente dell'Associazione Nazionale Alpini, Carlo Balestra. Buongiorno. Sono particolarmente orgoglioso di rappresentare il Presidente nazionale Sebastiano Favero e anche tutto il Consiglio direttivo che rappresento. Estendo i saluti alle autorità che il Presidente Piovesan ha elencato con dovizia e precisione, ma saluto soprattutto voi alpini, perché ancora una volta con la vostra presenza portate l'esempio dei valori, delle tradizioni, della cultura, della storia della nostra associazione, che è quella di ricordare i morti aiutando i vivi. Prima di soffermarmi su una considerazione che facevo guardandomi attorno e pensando a cosa significa questo luogo, volevo rispondere al consigliere regionale. Tanto apprezzo ciò che ha detto il sindaco di Cison di Valmarino e apprezzo anche quello che ha detto il consigliere regionale. E voglio tranquillizzarlo, come voglio tranquillizzare voi, e so che voi siete partecipi dell'iniziativa dell'Associazione Nazionale Alpini, che è quella di aver costituito ben 12 campi scuola in tutta Italia, dalla Sicilia alla Val d'Aosta, dal Trentino all'Abruzzo, dove noi facciamo partecipare ragazzi dai 16 ai 25 anni e dove diamo i rudimenti più importanti della protezione civile, per ciò che considera la protezione civile, ma anche quelli che sono i valori della nostra associazione, guidandoli in un indirizzo ben preciso che è quello del rispetto. Infatti il motto nostro è noi prima dell'io, dove i ragazzi devono essere abituati a dare, ad aiutarsi, a confrontarsi con lealtà, con precisione, con onestà e soprattutto interpretando quelli che sono i nostri valori e sono i vostri valori. Perché nel momento che siete qui a testimoniare così numerosi, nonostante le tante feste che ci sono in giro, le grandi manifestazioni che ci sono in giro, significa che nel nostro cuore è ben presente quello che è il valore dei caduti, dei morti, perché sacra è la religione dei morti. E prima, guardandomi attorno, soffermandomi un po' anche sul luogo, mi è venuto in mente il Carme dei sepolcri di Ugo Foscolo, dove lui dice praticamente i defunti non muoiono, restano nei nostri ricordi, negli amorosi sensi, dove noi di fronte ai sacrari, di fronte alle tombe, di fronte ai monumenti ci concentriamo e li ricordiamo, dove i familiari portano nei confronti di loro defunti quell'amoroso senso che è il ricordo, la trasformazione dalla morte alla vita che noi rappresentiamo. E qui, pur non essendo un sacrario vero e proprio, ma è un sacrario naturale, dove si ricordano i caduti grazie alle 4 sezioni e grazie a tutti coloro che collaborano, noi sicuramente gli amorosi sensi li abbiamo nel nostro cuore, nei nostri ricordi, nelle nostre sensazioni, e non solo dei familiari, che sono quelli che sono stati toccati di più, ma anche in noi, perché noi dobbiamo portare avanti questi amorosi sensi
che rappresentano l'Italia, che sono il contenuto di una storia, che sono i sacrifici di una nazione. E quindi, per tornare a quello che avevo detto all'inizio, valori, storia, tradizioni e cultura. La cultura che è sacra, la religione dei morti. Viva gli alpini e viva l'Italia! Prende la parola Monsignor Bruno Fasani, già direttore dell'Alpino, per l'orazione ufficiale. Buongiorno a tutti, alle autorità, quelle istituzionali e a queste autorità che siete tutti voi senza titoli se non quello di una dignità, quella dignità alpina ma anche quella dignità umana che in questo tempo dobbiamo tutti recuperare, perché la prima autorità è l'autorità umana, per evitare che la zoologia, la scienza degli animali, diventi più importante dell'antropologia, della scienza umana. È la prima volta che faccio un'uscita da quando un anno fa, dopo 10 anni, ho lasciato la direzione dell'Alpino. L'ho fatto perché un po' l'esperienza di vita mi ha insegnato che quando si lascia una poltrona è opportuno restare per un po' defilati. Primo, per evitare che cresca il rimpianto di quelli che ti volevano bene, ma anche per evitare il gongolarsi di quelli che non vedevano l'ora che te ne andassi. Quindi defilarsi un pochino che fa sempre bene. Se sono qui oggi, e ringrazio le sezioni che mi hanno invitato a fare questa allocuzione, è perché io porto nel cuore questo luogo, l'ho detto a qualcuno in passato, con un senso religioso. La prima volta che ho visto il Bosco delle Penne Mozze mi è sembrato di essere in una chiesa. Mi è sembrato quasi un tabernacolo, perché qui ci sono le lapidi che celebrano la memoria, sono le lapidi che hanno messo gli uomini. Ci sono gli alberi per ogni caduto che ci ricordano che la vita continua in altri modi, ma la vita continua. Ci ricordano la natura sotto lo stesso cielo dello stesso creatore che fa di tutti noi una grande famiglia umana. Quando mi sono chiesto che cosa dirò in questa allocuzione, chi conosce la mia indole lo capirà, ho detto parto dal politicamente scorretto. E sapete che cosa è oggi considerato politicamente scorretto? Parlare di patria. La quale patria non è un concetto, non è un pensiero. Socrate diceva che i pensieri volano, non hanno confini. Parlare di patria vuol dire la coscienza di un'identità, di un'appartenenza. Parliamo di patria, ma dovremmo dire anche matria, perché patria è il riferimento ai padri, matria sarebbe un riferimento alle madri, per tutta quella ricchezza di storia, di umanità che padri e madri hanno consegnato e hanno fatto di questo nostro paese. E allora il concetto di patria non è tanto un'idea, non è un'ideologia, il concetto di patria è il mio tessuto. Lo stesso tessuto che ieri sera mi ha fatto esultare quando il Verona, io vengo da Verona, ha battuto la Roma. Che bello, ho detto, questa città di provincia che batte la capitale, ma non era un sentire leghista, che qualcuno non mi fraintenda. Ma era la mia coscienza di appartenere, di identificazione con la mia storia, il mio territorio, la mia città. E ho detto che parto dal politicamente scorretto, perché oggi parlare di patria da alcuni è visto come una forma, di nostalgia del passato, di autoritarismo, di un qualche cosa che non funziona più. Vi racconto un aneddoto. Poco tempo fa, invitato dagli alpini, ero in una scuola di Vicenza con 700 alunni delle classi superiori. E ho parlato esclusivamente ai giovani, tra un applauso e l'altro, di come diventare liberi. Perché non lo siamo liberi, siamo convinti di essere liberi.
ma poi ci tirano i fili come se fossimo un po' dei burattini. E a un certo momento, tra tanti applausi dei giovani, si alza una professoressa giovanissima, ma con la testa nella preistoria del 68, e ha detto: mi spiace che questa mattina lei abbia fatto un lavaggio del cervello su Dio, patria e famiglia. Non ne avevo neanche accennato. Allora ho detto, a parte, gentile professoressa, che spererei che fosse lei che educa le nuove generazioni a questi concetti, ma stia tranquilla, ho detto, perché chi la pensa come lei è già riuscito a demolire il concetto di Dio, patria e famiglia. Dio l'abbiamo sostituito con il concetto di libertà. Ognuno si sente libero di fare quello che vuole. Siamo diventati dei della nostra coscienza, la mia libertà di coscienza. Altro che regole, altro che un Dio che ti dice cosa fare, sono io che decido cosa fare. La patria l'abbiamo trasformata nei mercati, nella globalizzazione dei mercati. La famiglia, non commento, ma guardatevi intorno quello che succede. E però vorrei dire che nonostante questo l'idea di patria non è morta e ritorna in altri modi. Quando vi propongono di fare il prosecco con le polverine per imitare il prosecco delle vostre terre, non c'è soltanto la difesa del portafoglio, c'è la difesa di una storia, c'è la difesa di un territorio, di una identità, c'è la difesa di chi ha lavorato quelle terre, che io vengo dalle montagne, so cosa vuol dire lavorare le terre, quando se ti parte una balla di fieno va in fondo nella valle. E cosa ha voluto dire il lavoro di chi prima di noi e di voi ha lavorato queste terre? Allora, la difesa del territorio, la difesa dei mercati, non è sovranismo, non è populismo a gioco di qualche realtà politica. È il sopravvivere del concetto di una patria alla quale apparteniamo. Quando la gente un po' stufa reclama un po' di ordine nelle nostre piazze, non è perché siamo dei fascistelli che ce l'hanno con gli stranieri. È la percezione che si sta rovinando qualcosa. E allora dobbiamo stare attenti sia all'intolleranza, perché non dobbiamo mai dimenticarci della nostra umanità, ma io ho paura, una paura altrettanto forte del buonismo, che è l'altra faccia della medaglia. L'intollerante dice no a tutto, il buonista dice sì a tutto. Ma l'amore per il prossimo non si risolve mandando la gente sotto i ponti o per le strade a criminalizzare. Ed è qui che ritorna l'amore di patria, insieme alle tradizioni popolari, quando la gente mette in piedi i mercatini, quando la gente mette in piedi la rivisitazione di tradizioni passate, di avvenimenti, di storie. C'è un recupero oggi della storia, delle tradizioni. E questo vuol dire far rivivere anche la patria, perché ce n'è bisogno di patria. La patria non è un pensiero, la patria è una storia che mi identifica ed è verticale, che parte dai morti, va nel presente e finirà nel futuro. Chiudo con una seconda parola, e portate pazienza, mi aveva sgridato ieri sera il presidente di Vittorio Veneto, mi ha detto: Bruno, guarda che se me li stufi, mi ha detto guarda che poi io vengo dietro, ti tiro la giacca, portate un po' di pazienza che vado a finire. La seconda parola sulla quale vorrei fermarmi un attimo è la parola alpino. E vorrei fermarmi con due espressioni del beato Carlo Gnocchi, il nostro beato per antonomasia, che è stato prima cappellano con la Iulia nella campagna di Grecia, dove sono morti 9.000 persone, robette. Uscirà un mio romanzo dove parlo proprio a ottobre, che è ambientato nel 1944, dove c'è anche un capitolo dedicato proprio alla campagna di Albania.
E il beato Carlo Gnocchi, quando parla degli alpini, dice due cose: sono uomini che non parlano, ma non perché non sanno cosa dire. Guardate che è un'espressione meravigliosa: uomini che non parlano. In una società del chiasso, della rissa, della contrapposizione, dei talk show, di tutto un narcisismo che si esibisce sulle piazze, gli alpini sono persone che non parlano. Lo dico con grande rispetto, non fraintendetemi. Ieri sera mi hanno servito la cena gli alpini di Soligo e mi veniva dentro di me, vedendoli servire nel silenzio, quella poesia del Carducci, dove idealizzava la figura del bue e diceva: t'amo Pio Bove, che con la tua forza e la tua pace mi rinvigorisci, mi infondi il cuore. Ecco, l'alpino che non parla è un alpino che al di là delle parole butta fuori la sostanza. Hai fatto bene, Carlo, a ricordare gli studenti, i ragazzi e le scuole che fate durante l'estate. Non vengono a imparare parole, vengono a vedere come si opera. Questi sono gli alpini senza parole. E quindi facciamo poche parole, facciamo così, con il cuore, perché gli alpini hanno grandi sentimenti. Sto pensando alle canzoni degli alpini. Ce n'è una che è la canzone prediletta del Papa, si commuoveva ogni volta che in Argentina gliela cantavano, il testamento del capitano, dove si parla della compagnia, dove si parla della patria, dove si parla della montagna, dove si parla della mamma, dove si parla dell'innamorata. E il Papa ha detto: vedete che sono tutte cose al femminile? Perché questo è il sentire degli alpini nei confronti delle donne. Ci hanno provato a infangarci, e io, se fossi stato direttore dell'Alpino ancora quest'anno, e non lo dico in modo polemico, assolutamente, io non avrei fatto una conferenza stampa per dire che abbiamo fatto tutto il dovere perché gli alpini si comportino bene, perché sembrava quasi che dicessimo: gli alpini con le donne, insomma, però noi abbiamo davvero messo le cose a posto. Non abbiamo bisogno di giustificarci, perché quella è stata un'aggressione indebita, studiata a tavolino. Di quelle frange della società che hanno paura se qualcuno ha un'arma in mano che noi non abbiamo, salvo poi reclamare il vigile, il carabiniere, il pompiere ogni volta che c'è un piccolo problema. E con il concorso, e ve lo dice un giornalista professionista che fa questo lavoro da 40 anni, un giornalismo che ci ha guazzato dentro, perché quando non c'è la forza della verità ci si rifugia in queste porcherie. E ieri il Papa, parlando del giornalismo, ringraziava i giornalisti che fanno bene il loro mestiere, e poi ha usato una parola che io credo di non aver mai sentito sulla bocca di un Papa, ma ha detto che c'è anche un giornalismo che è coprofilia. Sapete cosa vuol dire? Che c'è un giornalismo che si nutre delle feci, e ve lo traduco in italiano, che mangia quella roba lì. Non voglio chiudere perché la seconda frase, Francesco, ho finito. Però li ho svegliati, come vedi, no? C'è una seconda frase, ma è proprio a chiusura, là dove Don Gnocchi dice: gli alpini sono dei ribelli per amore. È una frase vera, profonda, come solo i grandi sanno dire. Perché se non sei un ribelle per amore, perché ti prendi in carica la vita del tuo tempo, sei un brontolone, sei un malcontento, sei un rompiballe, sei tutto quello che volete.
ma solo chi lo fa per amore della società, della famiglia, delle cose, è un vero ribelle che cambia le cose. E allora, cari amici alpini, ed ho davvero concluso, questo è un tempo nel quale si parla molto del futuro dell'ambiente, siamo qua che abbiamo la paura che ci arrivi la grandine sulla testa, eccetera, ma si parla poco del pericolo, del rischio dell'umanità, perché prima dell'ambiente è a rischio l'umanità, ne ha accennato prima il consigliere regionale. Gli episodi che ci consegna la cronaca ci fanno davvero domandare cosa daremo ai giovani che nascono oggi? Cosa danno tante famiglie ai giovani che nascono oggi? È l'umanità, oltre all'ambiente, che dobbiamo salvare. In questa settimana abbiamo visto all'opera due generali, uno con un libro che gli ha già reso una bella fortuna, dove, per dirla con Lanza del Vasto, che era il discepolo prediletto di Mahatma Gandhi, insomma ha detto tante verità, ma insomma sul quale ci sarebbe da farci tante pulci, in parte condivisibili ma in parte assolutamente storte, compreso il fatto che lui dice che in natura non c'è nessun principio etico, quindi è l'uomo che si inventa quello che deve fare. Era un principio caro a Nietzsche e a Hitler questo. Quindi dobbiamo essere molto attenti quando beviamo queste cose. Il secondo generale è un alpino, il generale Figliuolo, che è stato il primo a portare una parola di speranza nei giorni scorsi alle popolazioni martoriate dalle avversità atmosferiche dell'Emilia Romagna. E noi abbiamo davanti degli esempi ai quali ispirarci. E credo che il nostro alpino, ma fino all'ultimo alpino che lavora nell'ultimo gruppo delle sezioni italiane e internazionali, siano punti di riferimento da non dimenticare. Grazie alpini, grazie davvero. Grazie a lei, Don Bruno. Signore autorità, gentili ospiti, il reverendo Don Paolo Magoga della diocesi di Treviso, assieme a Don Bruno Fasani, si appresta a celebrare la Santa Messa, durante la quale verrà data lettura della preghiera dell'Alpino a cura del presidente della sezione ANA di Conegliano, Gino Dorigo. La liturgia è animata dalle voci del coro ANA Vittorio Veneto, diretto dal maestro Carlo Berlese. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Non vi nego che sto un po' tremando, ecco, dopo tutto quello che ho sentito, veramente i brividi di un'emozione forte, poi vedere voi, questo luogo, la spiritualità di questa liturgia che ha preceduto quest'altra liturgia che si inserisce nella prima. Devo dire che torno su questo luogo dopo 15 anni, me lo ricordava un alpino di Breda, Antonio. Eravamo arrivati qua con i ragazzi del Grest. Chi l'avrebbe mai detto che sarei poi ritornato? E sono Don Paolo, sono stato parroco, adesso sono vicino a Maser, dove ci sono gli amici, ecco, dell'orchestra, della banda, e adesso attualmente seguo una scuola professionale. Sono 600 studenti delle superiori Gagliardi, ecco, a Fonte Alto. Perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Parola del Signore. Di solito a questo punto ci si siede, ma vedo dura qua. Ok. Allora, ecco, sì, parlerò anche la lingua veneta qualche volta, mi scivolerà via.
È interessante questa pagina del Vangelo dove Gesù fa un sondaggio. Cosa dice la gente di me? E allora mi sono così pensato di andare a scuola, come vi dicevo, ne ho 600, di tutti i colori, in tutti i sensi, e di dire, vabbè dai, ragazzi, cosa dite voi? Era qualcuno, ma per te, Dio, cos'è? E qualcuno, guardando l'orizzonte, potrebbe dirmi, Dio per me è l'infinito. E noi magari siamo come questa sabbia. Un'altra idea ancora? Oppure andiamo in montagna. Per te che sei qua in montagna, Dio, questi monti, Dio è l'immenso, è veramente maestoso, e noi siamo un filo d'erba. Vabbè, era questa la mia idea. Ma tutte queste cose, cosa c'entrano con la mia vita? A fine della fiera. rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balza delle Alpi, ove la provvidenza ci ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'animo a te, o Signore, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani, e ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri anni. Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga. Fa che il nostro piede posi sicuro sulle creste vertiginose, sulle diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi. Rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra bandiera,
la nostra millenaria civiltà cristiana. E tu, Madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza e ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu che conosci e raccogli ogni anelito e ogni speranza di tutti gli alpini vivi ed inermi, tu benedici e sorridi ai nostri battaglioni e ai nostri gruppi, così sia. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Di Vittorio Veneto, decorati di medaglia d'oro al valor militare, che lasciano lo schieramento.
delle sezioni di Conegliano, Treviso, Valdobbiadene, Vittorio Veneto e alla bandiera dell'ASPEM, Associazione Penemozze, accompagnati dai rispettivi presidenti che lasciano il luogo della... Presenti, attenti! Onori ai vessilli delle sezioni di Conegliano, Treviso, Valdobbiadene e Vittorio Veneto e della bandiera dell'Associazione Penemozze che lasciano lo schieramento. La cerimonia di celebrazione del 52esimo raduno del Bosco delle Penemozze si conclude. Ci auguriamo che in essa abbiate potuto provare l'intensa emozione che il luogo propaga. Ritornate, se potete, in questo luogo, da soli, nel silenzio della valle di San Daniele. Sentirete il soffio del vento che porta con sé le voci di 2407 Penemozze e l'auspicio che non le si possa mai dimenticare. I presidenti delle 4 sezioni ANA della provincia di Treviso, il presidente dell'Associazione Penemozze, il sindaco del comune di Cison di Valmarino ringraziano tutti voi per la calorosa partecipazione e vi danno appuntamento a domenica 25 agosto 2024 per il 53esimo raduno e a domenica 24 dicembre 2023 per la tradizionale vigilia al bosco. Buon rientro alle vostre destinazioni. Presenti, attenti! Rompete le righe, marcia!